Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Eccoci, eccoci qua. Radio Libertà, oltre la pagina, l'ultimo oltre la pagina dell'anno, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, e quindi e non arrivano, no, non voglio, eccoli qua, Ale. Gli applausi. Parlavamo con Lorenzo, reduce da un meraviglioso tour de force pendolarista, si parlava di Berrettini. Allora, Berrettini adorato dalle donne. Una volta ho letto credo fosse un tweet, che adesso ex, di complimenti eccetera. C'era una signorina o signora che gli ha detto: vorrei essere l'acqua che ti fa la doccia bagnandoti tutto. Un'altra invece ha detto: non so se sono più bagnata io. Stiamo un po' a luci rosse, ma stiamo parlando di tennis, perché siamo partiti col Vamos. Lorenzo ha detto Vamos per far partire questa trasmissione. Io ho ricordato che il Vamos è di Nadal e poi siamo scivolati su Berrettini. Ma adesso torniamo, seri no, perché è un momento questo, che giorno è, di intrattenimento, quindi genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, poi ci sono... No, sondaggi oggi non ne ho, faremo comunque Segui la Lega. Poi, per cui il Parlamento Lorenzo provvederà e disporrà, mentre alle 14.35 la rubrica canonica di ogni venerdì, vale a dire anche questa l'ultima della settimana, l'ultima dell'anno, parola di scrittore. Sentite che titolo intrigante ha questo romanzo di cui parleremo più tardi. Si intitola Di chi sono queste insonnie? Attenzione, si parla di Finisterre, Galizia, un po' più da lontano Santiago di Compostela, si parla di scrittori, si parla di agenti letterari. Insomma, è un libro che non si presta a essere definito per categoria, perché c'è qualcosa del giallo, qualcosa dell'introspettivo. Avete mai sofferto di insonnia? In questo caso per il protagonista l'insonnia non è una sofferenza, mi spiegava ieri l'autore di questo romanzo. Per me lo è stata tanti anni fa, e poi lavoravo in fabbrica. L'insonnia non è uno scherzo, eh. Tu la prendi, sembra una malattia borghese, e invece poi quando la prendi non la vivi male, sinceramente. Ma non c'entra in questo caso quel romanzo, anche se il titolo sembrerebbe in qualche modo evocarla. Allora, vi ho già praticamente anticipato oltre la pagina, che in pratica oggi si definisce in parola di scrittore, lo sapete, la rubrica che si vale della collaborazione indispensabile di Patrizia Gallini, lo sapete, chi vuole può spedire il libro nel cassetto, il proprio manoscritto, lo potete inviare anche in forma cartacea a Ardèche Comunicazione, si scrive Ardèche, via Andrea Verga 4, il CAP, il codice di avviamento postale il 20144 Milano, oppure per email, di solito si usa il PDF, comunque in formato elettronico, a press2, che si scrive come si pronuncia, press e 2 di numero, tutto attaccato, @ Ardèche Comunicazione, tutto attaccato.com.
e lì potete Aldous. Tra l'altro io pensavo, certe volte bisogna usare i pensieri con cautela. Io ero convinto, visto il tema, l'argomento, abbastanza, diciamo, complesso, articolato, molto intrigante, molto interessante, la trama di questo romanzo. Aldous, io ho pensato subito a Aldous Huxley, invece l'autore mi ha detto che sì, ha letto anche lui, ha apprezzato anche lui Le porte della percezione, da cui poi i doors, le chiavi di Jim Morrison. Anche lui ha letto, ha apprezzato Aldous Huxley, ma ha usato questo nome perché gli suonava bene per il romanzo. Quindi, come vedete, uno si fa delle opinioni e poi però magari è completamente fuori strada. Dicevo, invece, allora, i convenevoli formulaici, perché ho già presentato la trasmissione. Per quanto riguarda la musica, perché musica per voi, intanto alle 13:30 voglio volare sulle ali di un angelo azzurro, di Lili Marlene, di Marlene Dietrich, diva incommensurabile. E poi avremo i Moody Blues e Tony del Monaco alle 13:30. Quindi adesso devo, come duopo, come muore solito, come dicevano i nostri vecchi padroni latini, i romani, devo assolutamente accedere ai convenevoli formulaici, ricordandovi, segnalandovi, rammentandovi che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 13:22. Noi, ovvero sia Lorenzo il Magnifico sulla tolla di comando in regia tecnica, e il sottoscritto Cicce Barbò, perché come sapete bene, il Che giorno è, ma che giorno è condotto da Cicce Barbò, insieme a voi naturalmente. Siamo entrambi sospesi a 138,4 metri sopra il livello del mare. C'è un abbraccio rivolto forte alla signora Clotilde, alla signora Carmela e alla signora Adriana Angela. Loro ci seguono, ma vi garantisco che ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Quindi chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Esternamente c'è una temperatura pari a 11,1 gradi centigradi sopra lo zero, 38% l'umidità, la pressione si è attestata a 1033,4 millibar. Internamente invece la commissione meteorologica ha stabilito che oggi qui ci sono 24,9 gradi centigradi sopra lo zero. Qualcuno ha dei dubbi, l'opposizione si è astenuta, ha votato chi ha votato contro, chi si è astenuto, ma alla fine la maggioranza ha sempre ragione. Quindi 24,9 secondo la commissione interna. Linee apertissime, spalancate, divaricate, 0,2. Spalancate e divaricate, cominciamo ad andare a tornare da dove abbiamo iniziato, nelle zone un po' osè, nelle zone pruderie. Invece, per carità, lungi da me, sono un ragazzo puro e sincero, cantava Zucchero in quel famoso celebre canto cubano. Sono un ragazzo sincero. Allora, Guantanamera 0292 94 7222, questo è il numero per la diretta, per intervenire, il 0292 94 7222. Invece, se volete dire la vostra attraverso il WhatsApp 340 670 9659, questo è
il numero del WhatsApp per dire la vostra. Arrestata a Teheran la giornalista italiana Cecilia Sala in una cella di isolamento da una settimana alla telefonata ai genitori. Trovati i corpi senza vita dei 2 alpinisti dispersi sul Gran Sasso da domenica scorsa. Manovra da IRPEF e auto aziendali a figli e detrazioni, che avrà di più chi pagherà di più. Morto per ferite il soldato nordcoreano catturato a Kiev. L'Azerbaijan Airlines sospende i voli verso 7 città russe. Qual è il posto più sicuro in aereo? I sopravvissuti sul volo a zero precipitato. E cosa dice la statistica? Allegria! Argomenti che davvero spingono all'ottimismo e al sorriso. Stavo leggendo Corriere.it. Repubblica un po' ricalca, si parla della giornalista e degli alpinisti, poi si parla delle novità della legge di bilancio, la manovra, quella torre nel ventre di Manhattan che consacra Trump re di New York, pesce avariato e granchi cinesi, la guardia costiera sequestra 200 tonnellate di prodotti irregolari. E poi, come Squid Game in Cina, 113.000 euro per 26 giorni in una stanza, la prova di autodisciplina. Come si fa? 113.000 euro, 26 giorni, io ma io dimagrisco per quella cifra lì. Ditemi come si fa. Come si fa? Vale anche per i non cinesi. Vediamo cosa dice qua. Non stiamo scherzando. Allora... Ah, una truffa! Eh sì, vedete che ragazzato di campagna che sono. Io ci sarei cascato, è una truffa, una presa in giro, uffa. Anche Squid Game, ma lì era peggio di una truffa. Tanto è tornato, mi sembra che esca in questi giorni Squid Game 2. Ieri? Sì. Che io mi sono domandato, ma valeva la pena o no? Cioè, doveva finire con la prima. Poi ne parlavo con la mia compagna, in ballo ci sono talmente tanti danari che io adesso quei discorsi un po' si rimane sempre ventenni, tutta adolescenti, tutta la vita. Se io fossi stato l'autore, io come volontà mia, che chiaramente io parlo come invece spettatore, ma anche come volontà, non avrei fatto il sequel perché quella serie lì è perfetta così com'è, no? Non c'era bisogno, Spielberg non ha fatto lo Squalo 2, non ha neanche fatto Jurassic Park, anche se Jurassic Park si presta, eccetera. Ci sono delle opere d'arte, chiamiamole, che sono autoconclusive, che le altre invece prevedono. Indiana Jones è giustissimo che ci siano stati più, diciamo, varianti, più successioni. Io non l'avrei fatto, però il giro di soldi è tale che probabilmente l'avrei fatto anch'io, ma non solo per i soldi, ma per gli interessi generali, cioè quante persone vivranno meglio grazie a questo sequel, eccetera. Comunque, sicuramente lo guardo. Non posso fare a meno di guardarlo appena posso, anche se non sono abbonato a quella casa distributrice, ma in qualche modo vedremo di guardare anche NOS. ANSA, sempre Cecilia Sala, arrestata a Teheran, e anche qui almeno 50 morti in un raid vicino all'ospedale di Gaza, manovra verso l'esame in aula senza via libera in commissione. Tutti i bonus dai nuovi nati allo psicologo, che io ho dimostrato maturità e generosità evitando di andare dallo psicologo, perché gli avrei procurato grossi guai, secondo me. Non ne sarebbe uscito vivo. Invece mi sono dimenticato che noi comunque siamo reperibili, auscultabili, visibili, oltre che sul canale 252, anche sulla Radio DAB, e poi sul sito radiolibertà.net, e poi sul profilo Facebook, che è indispensabile, una bussola per orientarvi. Io ogni giorno pubblico la sinossi delle interviste che ritroverete inoltre alla pagina, quindi donne, uomini di buona volontà, siete avvisati. E poi ancora Twitch, il social di ultima generazione,
E poi Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Le applicazioni iOS e Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siate, e poi col cellulare e anche YouTube. Siamo alle 13:30, possiamo andare con la prima pausa. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccoci di nuovo in diretta. Direi che possiamo iniziare con i genetriaci ricorrenze e commemorazioni del 7° giorno di nevoso mese del calendario repubblicano. Per tutti è un venerdì, Veners, 27 di dicembre, anno domini 2024 o 2024. Che dir si voglia. Allora, avete sentito, questo è oggi è il genetriaco di Marlene Dietrich, Marie Magdalene Dietrich, probabilmente è in gioco per essere considerata la più grande diva di tutti i tempi. Greta Garbo, Marilyn Monroe, Tini Cansino, Catherine Hepburn, quello che volete. Devo dire, io mi ricordo c'era Enzo Biagi che sbavava, ve lo ricordate Enzo Biagi, un po' socialista, un po' democristiano, idolo della sinistra perché
era diventato inviso a Berlusconi, eccetera, sempre un po' serioso, un po' anche noioso, secondo me, anche molto banale, ma banale il giusto, quel che serve per il grande pubblico. Infatti era comunque un giornalista di successo. Mi ricordo un servizio, lui parlava di Marlene Dietrich e praticamente sbavava, e sbavava perché è stata effettivamente una diva che ha fatto innamorare intere generazioni. Se voi la guardate in Scandalo Internazionale, quando già è vicino ai 50 anni, in un periodo in cui non è come adesso, i cinquantenni, ma le e i cinquantenni mostrano al massimo 30 anni, ci sono settantenni che ne mostrano 40, è una cosa scandalosa. Guardate io invece, io ne dimostro 95, è meraviglioso. E non 97, eh. Allora, dicevo, per quei tempi, quindi quando la chirurgia estetica, sto parlando Scandalo Internazionale di William Wyler, se non sbaglio, deve essere del 48-49, non vorrei adesso, se sbaglio di poco. È un film che ha avuto il suo bel successo e lei fa la parte di una specie di escort, un po' spia, un po' escort, eccetera. E francamente, non solo la bravura, il fascino, il carisma, ma anche una sensualità. Mi viene voglia di dire scandalosamente indecente, perché è davvero trasmette una sensualità inaudita. Non poche donne credo abbiano trasmesso una sensualità così anche ben trattenuta, ben contenuta, ben presentata, quindi non mai volgare, mai, perché la sessualità può anche avere la controindicazione della volgarità, ma l'Endietic mai, mai, mai. E quindi io ero un teenage anziano, ero per Rita Hayworth. No, Tini Cansino mi sono sbagliato, è quella di Drive-In, perché Rita Hayworth si chiamava Rita Cansino. Rita Hayworth, Gilda, perché il film stesso, però poi mi sono un po' convertito, un po' come sono partito con Mozart e poi mi sono convertito a Beethoven e Bach. Rita Hayworth mi piace ancora tantissimo, così ancora come mi piace tantissimo Mozart, quindi è un'evoluzione forse più che una conversione. Comunque, qui abbiamo la grande Marlene Dietrich e poi allora, l'ho letto che non è tanto. Lei, allora, a parte che una frase sua è soltanto i froci sanno come si fa a far sentire una donna sexy. L'ho detto lei, l'ho detto signori, l'ho detto Marlene Dietrich. Allora, a Fernanda Pivano, la grande critica letteraria geniale che ha scoperto, purtroppo ha scoperto autori americani. A me la narrativa americana ha tolto Edgar Allan Poe e pochi altri, non è che entusiasmi. Comunque lei ha scoperto grandi autori. In un'intervista le disse, proprio le chiese, ma come si fa a essere ancora così belle? Ha detto, basta fare l'amore 5 volte al giorno, rispose Marlene Dietrich a Fernanda Pivano. E Fernanda Pivano ha detto, ma io come faccio che sono sposata da 11 anni? E mica sempre con lo stesso uomo. Grandissima Marlene Dietrich. Allora, oggi poi anche il genetriaco invece di Giovanni Keplero, i pianeti. La natura utilizza il meno possibile di qualsiasi cosa. Astronomo, astrologo e matematico tedesco. Poi uno degli artefici, uno dei creatori dei vaccini, Louis Pasteur. La fortuna favorisce la mente preparata. E l'Ariano di nascita ha dato l'abbrivio a una stirpe gloriosa. Sto parlando di Giovanni Battista Pirelli. Nacqui da una modestissima casa dove uniche dovizie erano la rettitudine e l'operosità. E qui, insomma, l'ariano di nascita, ma direi che l'area ambrosiana, no? Rito ambrosiano che tocca
che tocca Varese, corrigetemi se sbaglio, perché non ho fatto una ricerca specifica, se non sbaglio comunque il rito ambrosiano chiaramente parte da Milano, ma tocca, credo arrivi fino a Novara, e effettivamente tu, per quello che poi si può percepire, sto chiaramente parlando in termini molto, diciamo, spannometrici, in un certo senso la mentalità, anche un po' le disposizioni logistiche eccetera riconosci, quindi Varese, Bergamo non credo, no, Varese, Como, Novara, probabilmente Lodi, insomma sono città di rito ambrosiano. Poi indagherò meglio. C'è una telefonata, pronto? Buongiorno signor Pellegrini di Setta. E Buongiorno. visto che lei ha parlato di qualche attrice tedesca, io parlo della Germania, del terrorismo, quello che è successo prima di Natale, ai mercatini. Sì. Così proseguiamo con la Germania. Perché per il futuro, ci saranno anche le prossime elezioni, no? Perché per il futuro cancelliere, secondo i sondaggi, vuol dire rovesciare la politica dell'accoglienza, quella che aveva, mi sembra, se non vado sbagliato, inaugurato da Angela Merkel nel 2015 con l'apertura delle frontiere, mi sembra anche da 1 milione circa di rifugiati siriani. Non so, forse da quello che ricordo, ben ricordo. Sì, sì. Cioè, nella seconda guerra mondiale, signor Pellegrini, a Berlino, un'ala dell'ospedale psichiatrico fu utilizzata per dar corso al programma nazista di eutanasia denominato T4, anche questo non so se me lo ricordo bene. Dal 1940 al 1943 furono uccisi col gas 14.000 malati di mente. Lo stesso attentatore di Magdeburgo era stato segnalato dai servizi sauditi per ben 4 volte, senza che vi fosse un seguito da parte delle autorità tedesche. In questo caso, secondo me, il motivo è politico, signor Pellegrini. E poi voglio aggiungere che le direttive del politicamente corretto vengono interpretate in modo che non segue le regole, e cioè nel modo che la lotta al terrorismo richiede. Tutto qua, secondo me la Germania deve cambiare e naturalmente alla prossima elezione vedremo il risultato. Tutto qua, io saluto e buona giornata. Grazie alla signora Lisetta. Andiamo avanti. Il 20 febbraio, se non sbaglio, dovrebbero esserci le nuove elezioni. Vediamo che tipo di indirizzo, anche se poi abbiamo visto anche le europee, alla fine ammucchiata e poi apertura, e alla fine non lo so, vediamo. Qui abbiamo due messaggi che sono arrivati dopo io ho cominciato a trattare. Allora, l'ebreo aberrante bombardato il Camp all'Alban Hospital uccidendo 50 persone inclusi 5 medici. Come fate a celebrare il Capodanno con questo genocidio a casa sotto i vostri occhi? E fate pure i sionisti, che stomaco avete? Oh, mamma mia. E poi sapete come gli aberranti tecnicamente chiamano i civili palestinesi, inclusi i bambini non nati e pazienti negli ospedali? Comunque terroristi allora fiancheggiatori disarmati di terroristi, traduco a spanne perché non conosco l'inglese, e vengono bombardati e sterminati quotidianamente. Quindi qui abbiamo un propal che, ascoltando questa emittente, un propal di destra, quindi una posizione piuttosto originale, registro. Comunque io ormai sono diventato, alla mia età sono diventato ecumenico, quindi dite la vostra, poi a caso mai se mi va larga la foglia, stretta la via, dite la vostra che io dico la mia. Non ho nessuna intenzione di accapigliarmi per argomenti che sono divisivi, che vanno ad approfittare della natura binaria che è stata diciamo scoperta nella sua essenza ontologica da Aristotele,
una proposizione non può essere contemporaneamente vera o falsa e quindi tutti ci caschiamo. Vuoi più bene alla mamma o al papà? Invece di rispondere a quella, quella P di tua mamma, no, no, io ho deciso, sono anni ormai che tendenzialmente ho deciso di non cadere più in questo tranello binario. Ecco, sono diventato dal punto di vista del pensiero, quindi dal punto di vista ontologico, un non binario. Se tu mi fai scegliere tra due cose che non mi piacciono, non le scelgo. Se mi dici preferisci la popò di mulo o la popò di mucca, io ti dico, io preferisco il digiuno. Te li mangi te, la popò, preferisci la popò di mulo, mangiati la popò di mulo, preferisci la popò di mucca, mangiati la popò di mucca, e il sottoscritto digiuna. E quindi io ho fatto questa scelta, quindi non è una scelta post-Covid, post-pandemia, scoprire che avvelenarsi la vita, eccetera, poi in realtà a una certa età scopri che la determinatezza di una posizione non è mai quello che ti sembra. In realtà ci sono le sfumature ed è proprio quello che interessa, è andare a analizzare le sfumature. Quando tu vai a vedere le sfumature, scopri altri mondi, scopri che ti stavi perdendo tempo a metterti bianco contro nero. C'era il grigio, c'era il verde, c'era il giallo, sono mondi interi. Ma la cosa che queste sono chiacchiere mie, per carità, per i fatti miei, non voglio tediarvi oltre. Quello che personalmente mi dà fastidio è che poi quelli che sanno manipolano le menti, giocando sul bianco e nero, sul buono e cattivo, sul contro. Quindi quello è la cosa che dà un po' più, che infastidisce. Allora, Giovanni Battista Pirelli, pensate un po', che come ho detto prima, sono nato in una modestissima casa dove uniche dovizie erano la rettitudine e l'operosità. Neanche, scusate, per comodità ho scritto Lecco, ma era proprio un paesino del Lecchese. Poi abbiamo lo scrittore Giuseppe Berto, sorella tosse, fuma. Allora, autore di romanzi molto famosi come Il male oscuro e Anonimo veneziano. Disse: sia chiaro che io sono per l'ordine e che ciò è inutile. Lui era nativo di Mogliano Veneto, ridente cittadina in provincia di Treviso. I moglianesi, quelli che ho conosciuto io perlomeno, sono un po' dispiaciuti perché avrebbero preferito rientrare nella provincia di Venezia, perché Treviso è sempre un po' vista, sto parlando di 30 anni fa, adesso saranno cambiati anche questi sentimenti. Sta di fatto che è una ridente cittadina di, credo, oltre 20.000 abitanti, forse addirittura 30.000, un bel centro che sta proprio a ridosso di Venezia. In treno sono, credo, 10-15 minuti da Mestre, e sono 30 minuti da Treviso. Comunque sono belle zone quelle, devo dire la verità. Il Veneto è bello, perché poi da lì c'è una delle mie città preferite che è Conegliano, e poi non sono un'agenzia turistica, però ecco, se mi chiedessero: tu che sei di quelle parti, vado qualche giorno a Venezia, perché ho la possibilità, quindi Venezia, giù il cappello, eccetera. Allora, tutti noi sappiamo Padova, sappiamo la stessa Treviso, che è diventata veramente una... Grazie al sindaco leghista, grazie ai sindaci leghisti, da Gentilini, Gobbo, adesso Conte, il Conte giusto. E poi io raccomando anche Vicenza, che è una città veramente sorprendente, un gioiello. C'è anche Belluno,
E dopo, se uno mi dicesse: "Hai qualche posto lì", eccetera, direi: "Andate a farvi un prosecchino a Conegliano". Conegliano è un posto, d'altronde i colli dove si fa il prosecco, dove si coltiva il prosecco, se non sbaglio sono diventati patrimonio dell'umanità per l'UNESCO, quindi ogni tanto lo azzecco anch'io, no? Poi un grandissimo, grandissimo attore di origine svizzera, francese di origine svizzera, secondo me il sosia del grande allenatore, campione d'Italia con il Verona, con l'Hellas Verona 40 anni fa, 1985, Osvaldo Bagnoli. Lui è Michel Piccoli, che è scomparso a 95 anni nel 2020. Era molto brillante e lucido, perché anche una delle le ultime interviste della sua vita si lamentava, no? Lui diceva che il problema a una certa età sono il fisico, che però la mente era ancora brillante, tant'è che lui recitava ancora e gli era rimasto il teatro, perché diceva: "Non posso più fare cinema perché le assicurazioni non ci coprono", perché quando si ha la mia età diciamo la casa cinematografica stipula delle assicurazioni nel caso muoia uno dei protagonisti. Quando si ha la mia età, il premio assicurativo diventa molto alto, quindi devi pagare molto, e quindi la casa cinematografica non ti prende. Però siccome aveva ancora la mente brillante, se non sbaglio continuava a teatro. Io ricordo un film indimenticabile, La Belle Noiseuse, un grandissimo film, che durava delle ore e ore. Fu premiato credo a alla Mostra del Cinema di Venezia. Poi un grande disegnatore, lo ricordiamo, molti lo conosceranno per la serie degli aristocratici Castelli, che veniva pubblicata, se non sbaglio, sul Giornalino, una delle più belle serie a fumetti italiane e non solo. Sto parlando di Ferdinando Tacconi, un segno grafico di un'eleganza quelli proprio, quelli che ce l'hanno, nascono, è l'eleganza. Ferdinando Tacconi era l'eleganza del segno, davvero un grande. Uno che si è fatto da sé, si è costruito anche lui bolognese come Felsineo, come Magnus, alias Roberto Raviola. Lui era l'inchiostratore di Alan Ford per Magnus, e poi negli anni ha assimilato lo stile ed è diventato un buon, se non un ottimo disegnatore. Giovanni Romanini, anche lui scomparso nel 2020, a 65 anni, no, 75 anni. E poi Emilia Bossi, e voi mi direte: "Ma chi è Emilia Bossi?" Emilia Bossi è Milly Moratti, è proprio i tic, direbbero in friulano. Proprio lei, la moglie di Massimo Moratti, che evidentemente si vergogna del nome. Emilia, un nome troppo plebeo evidentemente, e Bossi, figuratevi, lei è di sinistra, estrema sinistra, sinistra verde, quindi chiamarsi Bossi è una vergogna. Quello che non capisco però, una donna di sinistra come Milly Moratti, Emilia Bossi, perché sua cognata, la moglie del fratello di Massimo Moratti, adesso non mi ricordo come si chiamava, è morto qualche anno fa, Letizia Moratti, ma è una donna di destra, Letizia Bricchetto Moratti, Arnaboldi Moratti. Lei è una donna di destra, quindi tradizionalista, uso il cognome del marito. Ma tu che sei di sinistra, perché usi il cognome del marito? Perché? Dovresti presentarti come Emilia Bossi, non come Milly Moratti. O Milly, perché poi qui a Milano c'è Milly, che è la cantante, che poi tra l'altro era di Novara se non sbaglio, ma è proprio considerata la quintessenza della milanesità.
Noi francesi abbiamo Edith Piaf, ma voi milanesi vi difendete bene con Milly. Stra Milano STRAMILANO, piano piano, grandissima, grandissima Milly, perché poi appunto evitiamo la strumentalizzazione binaria, scegli A o B, testa o croce, no, no, perché testa o croce c'è anche quella parte della moneta, quando la moneta cade per terra, c'è il dorso della moneta, c'è anche quello, se lo vai a vedere con la lente è rigato, e lì chissà cosa c'è, che mondi ci sono lì dentro. No, però gli altri ti dicono testa o croce e tu come un babbeo vai a pescare testa o croce. Bravi. Ma no, fate quello che volete, meglio così, meglio così. Meno si è, meglio si sta, per carità, in certi spazi. Comunque dicevo, però è di Piaf è di Piaf. E ho visto che, per esempio, la madre del terrorista, quello che stava uccidendo un poliziotto, per fortuna del poliziotto che lo hanno fermato, no? Giuliani. Lei non ha usato il suo cognome, Heidi Giuliani, ma lei era la mamma, quindi non aveva il cognome del figlio. Così come altri casi che adesso me ne sfugge, ci sono altri due casi di donne di sinistra, vedove di mariti molto famosi, molto conosciuti, uccisi, che sono entrate in Parlamento col PD, col cognome del marito, non col loro cognome. Ma poi la grande battaglia della sinistra targata Ellis Lane è stata l'assegnazione, la possibilità, o prima ancora di Ellis Lane, forse Zingaretti o Enrico Letta, la grande conquista della sinistra, poter utilizzare il cognome della madre, che va benissimo, chi se ne importa, insomma. Anzi, è più bello che magari uno a 18 anni sceglie quale cognome preferisci. Uno sceglie, magari sceglie, se ne ha due. Tu cosa sceglieresti, Lorenzo? Il cognome che hai del papà o quello della mamma? O non è un problema che chi se ne importa? Boh, mi tengo questo, nel senso non è mai un problema che mi sono opposto in realtà, però Comunque boh. è stata fatta questa legge che è andata a risolvere problemi esistenziali di organizzazione del pianeta, però molte donne di sinistra non si presentano con il loro cognome, si presentano col cognome del marito famoso. Io la chiamo ipocrisia, che non è una bella cosa, non per me, non in tasca mia l'ipocrisia mai ci sia, però. Oh mamma mia, qua una volta un conoscente mi disse: "Tu a parte il naso hai un modo prima che diventa quando ero magro e quando era magro anche lui, hai un qualcosa di Gérard Depardieu". Io volevo dargli un tesoro, cioè ti do la vita perché Gérard Depardieu, come, potete capire, tanto putiniano, quindi sinceramente il suo Cyrano, beh, Cyrano secondo me gli valse una nomination all'Oscar, non so perché non gliel'hanno data. La sua interpretazione in Cyrano, a parte che c'è il romanzo, io l'ho letto 2 volte o 3, ma l'ho letto da ragazzino perché addirittura da giovane Cyrano di Bergerac passava quasi come narrativa per ragazzi. Io tocco, ma cosa per ragazzi? E con licenza io tocco. Poi l'ho letto, più adulto e poi ho visto il film. Sinceramente, ti tira via un pezzo di cuore quel film lì, grazie all'interpretazione di Depardieu, secondo me, secondo me. Poi abbiamo, se tu vai a vedere, Lorenzo, ti faccio un regalo che non mi costa nulla, perché ti farà ancora più marcio di quello che sei, juventino marcio. Vai a vedere su YouTube i gol di Roberto Bettega, perché Roberto Bettega è stato non uno dei più grandi giocatori della Juventus. Per me, io lo odiavo, come odio la Juventus, proprio odio. È stato uno dei giocatori più bravi che abbia mai visto, per intelligenza, per capacità, è stato un grandissimo. E se fossi juventino, lui proprio juventino dall'inizio alla andò 2 anni a Varese, ma era venuto fuori nativo di Torino, quindi nato a Torino, giovanili nella Juve,
poi è stato sgrezzato in Serie B a Varese con il barone Nils Lidom come allenatore, e poi è diventato, quando lui non potette partecipare ai mondiali dell'82 perché si era infortunato gravemente, i giornali brasiliani scrissero, se i brasiliani un po' se ne intendono, no, di chi sa giocare a calcio, che il mondiale perdeva uno dei più grandi protagonisti. Poi l'Italia ha vinto, è andato benissimo lo stesso. E se tu vuoi vedere ogni tanto, a me piace vedere i bei giocatori, anche se a me piace vedere anche Platini e Bettega, sinceramente, poi tu che te ne intendi, che sei di calcio, che sei stato calciatore. Novella Caligaris, ha un argento olimpico e 2 bronzi olimpici da Padova. Non ho capito perché quell'altra, la veneziana, la Pellegrini, deve essere la divina, e la povera Novella Caligaris è stata un po'... Vabbè, pazienza. Oh, 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 oh. Sai di chi è il compleanno oggi? Il tuo, del tuo omologo, Timothée Chalamet. Timoteo. Pensa che poi pensano, cioè, se fosse uno in italiano si chiama Timoteo, cioè le ragazze manco sono Timoteo, scappano via. In francese Timothée. E poi abbiamo Tony del Monaco e Michael Pinder dei Moody Blues. Io direi di mettere un brano dei Moody Blues e poi rientriamo. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Oltre la pagina, ancora insieme a noi e a Radio Libertà. Tra poco qui Parlamento, Rebecca Frassini, grazie a un contributo che ci viene procurato, e lo ringraziamo, da Lorenzo il Magnifico, sulla torre di comando in regia tecnica. Telefonate se volete 0292947222 è il numero per la diretta telefonica. Per WhatsApp invece 340 670 9659. Qui mi è arrivato un messaggio da Gian da Brescia. Le auguro un mondo di salute per il 2025, dato che a me 3 anni or sono hanno tolto dal prontuario medico i medicinali salvavita. Infatti ora vivo un aggravamento. Grazie sanità. Gian, adesso io devo stare qui a contare i fatti miei. Intanto purtroppo per la salute gli auguri sono in ritardo perché ci sono dei problemi. Poi per colpa della sanità lombarda io metto in condivisione con voi, ho la passione del disegno e avendo un'invalidità alla mano sinistra, ho perso sensibilità a metà della mano sinistra, che non recupererò più. Perché non la recupererò? Perché non si è potuto intervenire in tempo. Non si è potuto intervenire in tempo perché abito in Regione Lombardia. Se abitassi in qualche altra regione sarebbero intervenuti in pronto. Quindi sono finito in lista, la lista è troppo tardi, quindi non recupero. Però quando 3-4 anni fa, in tempi di Covid, mi lamentavo delle inefficienze della sanità lombarda, più di qualcuno di voi mi diede sulla voce: non puoi parlare così, non puoi parlare così, non puoi parlare così. Allora, se tu sei un coglione che in nome della maglietta politica sei disposto anche a immolarti, chiaramente non è il caso di Gian, perché Gian invece si lamenta, e allora te lo meriti, ma Gian e io non ce lo meritiamo, perché a dispetto della maglietta politica. Posso dirti, perché non mi fermo alla prima istanza, che nonostante tutto la sanità lombarda è la migliore in Italia e forse una anche delle migliori in circolazione. Quindi non è di questo, però la struttura è tale per cui io non tornerò più a disegnare, probabilmente. Spero che si rimedi, ma non credo. E cosa devo fare? E tu addirittura probabilmente già in medicinali di salvavita hai una situazione più seria della mia. Io sto parlando di una situazione che tutto sommato ha dei problemi contingenti, mentre tu però siamo in Lombardia, dove le prestazioni sono tra le migliori addirittura d'Europa, e siamo ridotti così. Però ripeto, quando io anni fa, perché già da anni, per esempio, le liste d'attesa in Lombardia erano diventate insostenibili. Ma se lo dicevi, no, non si può, c'è la Lega, c'è la Lega, sì, mi dispiace, nonostante ci sia la Lega. Pensate, se non ci fosse la Lega sarebbe anche peggio, però è così. Ma se tu le dici le cose che non vanno bene, ve lo dicevo prima, no? La natura binaria. E così, bene. Si è voluto coprire queste inefficienze, si è voluto anche coprire il fatto che io sono contento che vengano curate persone che nelle loro regioni non possono avere prestazioni come quelle che trovano in Lombardia. Ci mancherebbe. Però scoprire che praticamente è stata data la priorità ad altri che venivano da fuori regione perché c'è un rimborso, quindi c'è un guadagno. Grosso modo funziona così, mi è stato spiegato da addetti ai lavori, non me lo sono inventato io. Va bene,
alla fine sai cosa c'è, Gian? Che tu sei bresciano, io no, io sono triveneto, quindi ho sangue slavo, sangue bavarese, sangue probabilmente anche greco, chissà che misti ci sono. E quindi ho scoperto lo spirito Furlan che ti salva la vita, che è la rassegnazione, che è diverso dal fatalismo. Il fatalismo è un discorso, la rassegnazione diventa è periferia della sopportazione. E quando non ci sono vie d'uscita, la rassegnazione e la sopportazione sono un anestetico per non incattivirsi, per non... se tu leggi Se questo è un uomo di Primo Levi, questo sentimento che non c'entra niente con quello che dicevo dell'essere friulani, eccetera, questo sentimento Primo Levi lo spiega addirittura da scienziato, no? Lui dice, lui era studente di biologia, quindi guarda quello che succede nei campi di concentramento dove lui c'è, però c'è, subisce come un entomologo, e, e secondo me quello è rassegnazione e sopportazione. Non è che il fatalismo sia un sentimento tanto diverso, ma sono comunque due stati d'animo che hanno qualche sfumatura differente: fatalismo e rassegnazione. Allora, andiamo avanti. Eh, allora, questo è Stefano Del Brembo: l'ipocrisia mai ci sia, meglio morto che bugiardo, meglio morto che ladro, meglio morto che vigliacco. Stefano, il filosofo del Brembo. Secondo me, Stefano, parole forti, toste, lombarde. Allora, secondo me sul bugiardo puoi scegliere, quindi meglio morto che bugiardo, e anche sul ladro. Sul vigliacco ci sono. Io ho scoperto in vita mia di avere ho scoperto che c'è anche la paura, che c'è anche la vigliaccheria, che ho paura di avere paura. E lì non la governi, non è il fatto è strano, no? Questo stato d'animo, perché diceva Andreotti, il coraggio se uno non ce l'ha non se lo può dare, che poi era da Don Abbondio, no? Questa frase, ma la ripeteva anche Andreotti. Quello che è strano è che ci sono dei frangenti in cui tu ti scopri coraggioso, ti stupisci di te stesso, ma che coraggioso che sono, e altri invece in cui ti scopri vigliacco. Forse perché magari in certi momenti ti gestisci e quindi puoi anche decidere di diventare coraggioso, e altri invece in cui vieni preso di sorpresa. Allora, Gian da Brescia: in classe alle medie una bella ragazza di nome Boscain, veneta, venuti a Brescia diventati boscaini, ahimè. Gian da Brescia. Questo, ma sei sicuro? Perché Gian, quanti anni hai? Perché questa era una prerogativa del regime fascista. Il mascellone da Predapio pagava coloro che italianizzavano il cognome come il mio, Pellegrini. Infatti sono molto contento di essere Pellegrin, perché non vuol dire che non si è ceduti al fascismo, si è preferito mantenere la propria identità, la propria origine, la propria radice. So comunque che c'erano proprio credo dei premi in denaro per chi andava all'anagrafe e italianizzava il proprio cognome, Boscain. E io invece avevo un boscaino in classe che era, cioè, capelli castani, occhi chiari, era nato a Udine al prototipo del cimuttone, del Furlan, e invece era irpino. Suo papà era un ufficiale di Avellino, un ufficiale dell'esercito, un ragazzo, deve essersi poi lavorato anche in ingegneria, ho perso completamente le tracce, un ragazzo d'oro, meraviglioso. Eh, mi ha fatto venire in mente Boscaino. Allora, siamo in prossimità del qui Parlamento. Allora, se non ci sono telefonate, se non c'è altro, vediamo gli aggiornamenti dall'ANS. Si parla sempre di Cecilia Sala, giornalista arrestata a Teheran,
E quindi passiamo a Rebecca Frassini. Rebecca, la prima moglie, credo fosse uno dei primi film di Alfred Hitchcock. Rebecca è un nome bellissimo, peraltro, se posso dirlo. E quindi andiamo con Qui Parlamento e poi faremo anche Segui la Lega. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Presidente, onorevoli colleghi, Ministro Giorgetti. Oggi in quest'Aula dibattiamo della manovra finanziaria, una legge di bilancio che stanzia 30 miliardi di euro di risorse e di questi 18 miliardi, quindi più della metà delle risorse stanziate, andranno a sostegno dei redditi medio-bassi. Un'impostazione, Presidente, che noi non solo sposiamo, ma totalmente condividiamo, perché in un momento storico come questo è quello che serve al nostro Paese. Presidente, prima però di addentrarmi in quelle che sono le misure principali contenute in questo disegno di legge, mi lasci rispondere per suo tramite al collega Dell'Olio quando parlava del PIL rivisto al ribasso. È vero, l'Istat ha rivisto a ribasso al PIL rispetto alle stime del governo, Presidente, però noi abbiamo un approccio serio quando leggiamo i dati e quindi su questo vorrei ricordare, Presidente, a quest'Aula, che sono due le note su cui mi vorrei soffermare proprio per l'analisi di questa rivisitazione del PIL a ribasso. La prima, Presidente, è che i dati pubblicati dall'Istat sono al netto delle 4 giornate lavorative che avremo in più quest'anno e solo queste offriranno 2-3 decimali in più di PIL e questa è la nota tecnica. Poi, Presidente, c'è anche un'altra nota che vorrei dire a quest'Aula. Vede, l'Italia è al 4° posto dell'export mondiale, un dato incredibile, un dato che ci riempie d'orgoglio, ma un dato anche che è da leggere in tal senso. È ovvio che siamo più esposti alle congiunture internazionali, è ovvio che il primo mercato di sbocco del nostro paese, cioè la Germania, che oscilla l'economia tra la recessione e la stagnazione, è ovvio che i nostri esportatori hanno perso circa 3,1 miliardi di euro di fatturato in termini di esportazione. Ma non solo, Presidente, alle variabili si aggiungono le variabili esogene, che ovviamente sono importanti in quella che è una stima complessiva di come sta e della salute del nostro Paese. È evidente che i conflitti, le guerre, la situazione anche istituzionale in Francia ovviamente dà al nostro Paese quell'incertezza che ovviamente noi non possiamo e non dobbiamo sottovalutare e quello che ha fatto il governo ovviamente va nella direzione di non sottovalutare tutte queste variabili. Poi, Presidente, aggiungo anche che proprio perché prendiamo con grande serietà la questione della crescita, che è il vero problema del nostro Paese, il governo ha preparato un pacchetto di misure a sostegno delle imprese e dei nostri imprenditori che noi assolutamente condividiamo, come ad esempio l'IRES premiale, che è un taglio dell'aliquota del 20%, quindi di 4 punti per le società che trattengono una quota rilevante di utili che andranno destinate agli investimenti, al welfare aziendale, alle assunzioni. Ma non solo, ci sarà il rifinanziamento di una misura che funziona, cioè la nuova Sabatini di 900 milioni di euro fino al 2029 per fare investimenti in beni strumentali. E poi, Presidente, Industria 5.0, vede, è stata inserita nell'ambito della rivisitazione del PNRR e noi potenzieremo l'aliquota del credito d'imposta per la quota dei progetti compresi tra 2,5 e 10 milioni, per intenderci la parte dei piani delle piccole e medie imprese. E questo credito d'imposta potrà arrivare fino al 45% nei casi di massimo risparmio energetico. E mi faccio aggiungere, Presidente, che si potrà anche alzare questo credito d'imposta se si acquisteranno dei moduli fotovoltaici ad alta efficienza, che siano però prodotti negli stati dell'Unione Europea. E questo è fondamentale, Presidente, perché si azzererà il divario dei costi con moduli e celle prodotti nei paesi fuori dall'Unione Europea. Penso ad esempio alla Cina.
Poi, Presidente, per quanto riguarda il fisco, sono due pilastri fondamentali di questa manovra di bilancio: il taglio del cuneo fiscale e la riforma delle aliquote IRPEF. E questo, Presidente, mi lasci dire che, come ho detto all'inizio di questo mio intervento, cuba circa 18 miliardi di euro e la platea dei beneficiari sarà di 17 milioni di italiani. E questo, Presidente, lo dico perché per un anno l'opposizione ci ha propinato nei loro interventi che erano una misura spot, che bisognava renderla strutturale. Bene, noi l'abbiamo resa strutturale quest'anno questa legge di bilancio e abbiamo fatto quello che loro non hanno fatto nei tanti e troppi anni che hanno governato questo paese, perché si sono riempiti la bocca della difesa dei lavoratori e delle fasce basse. Loro l'hanno detto, noi l'abbiamo fatto. E, Presidente, poi ovviamente rimane nell'impianto di questa manovra ovviamente la flat tax fino a 85.000 di fatturato, viene estesa ai dipendenti fino a 35.000, sempre la flat tax. Però vorrei dare anche questo dato molto interessante, perché anche su questo l'opposizione critica fortemente l'operato di questo governo. Dati MEF 2023, sapete quante sono le partite IVA che sono state aperte dalle donne? Il 40% di nuove partite IVA aperte dalle donne, che arriva anche a un 49,1% dei giovani. E quando l'opposizione ci dice che questo è un governo che non fa nulla per le donne e per i giovani, anche qua la narrazione cade inesorabilmente. E Presidente, poi un passaggio è dirimente anche sul tema della natalità, perché il ministro Giorgetti lo mette come primo punto, e noi condividiamo totalmente, dell'agenda di questo esecutivo, perché il calo delle nascite è assolutamente un problema di questo paese, perché è evidente che poi non si reggeranno il sistema previdenziale e il sistema produttivo. Ecco perché il governo ha preparato un pacchetto importante di misure a sostegno della natalità, come ad esempio il potenziamento dell'assegno unico universale per i figli a carico, e tra l'altro i dati ci dicono che la platea è molto alta, una misura che funziona, l'89% degli aventi diritto ha aderito a questo. Ci sarà un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, il potenziamento dei congedi parentali, elevando l'indennità dell'80% per tutti i 3 mesi, il rifinanziamento della carta dedicata a te, che serve appunto per dare un potere d'acquisto potenziale stimato di 440 euro alle famiglie, e il finanziamento su questo 500 milioni. E poi la proroga fino al 2027 di una misura che funziona, cioè quella del fondo di garanzia per la prima casa, una garanzia statale dell'80% che è fondamentale, perché anche qui i dati ci dicono che il 50% delle famiglie dice che ha ricevuto un sostegno dai genitori per poter acquistare l'immobile, e addirittura questa percentuale si alza del 70% per i giovani under 35, quindi una misura questa che funziona assolutamente. Poi, Presidente, un passaggio fondamentale sul tema della sanità, perché vede, anche qua oggi in quest'Aula si sono ripetuti gli interventi contro il governo per la sanità. Però vede, Presidente, noi abbiamo un approccio molto pragmatico. Sappiamo in questo Paese che la carenza di personale è il vero problema di questo comparto, e questo è figlio di una cattiva programmazione che c'è stato negli anni precedenti. Il governo però ad ottobre ha ovviato a questo, superando il numero chiuso della facoltà di medicina. Questo peraltro andrà a beneficio di 25.000 posti in più. E poi la questione dei tagli. Così la chiariamo una volta per tutte, perché vede, Presidente, dai banchi del Movimento 5 Stelle il Presidente Conte diceva che quando c'era lui al governo aveva portato la spesa sanitaria al 7% del PIL. Bene, è una frazione, è un rapporto. All'epoca la spesa sanitaria era aumentata perché c'era anche l'acquisto dei vaccini, il PIL però era crollato inesorabilmente al 9%. Oggi la situazione è diversa, è evidente che all'epoca, se il denominatore ovviamente diminuisce, il rapporto è più alto. Oggi però, in termini assoluti, lo vogliamo dire una volta per tutte, il finanziamento sul Fondo Sanitario Nazionale nel 2020 era 120 miliardi di euro, l'anno prossimo sarà di 140 miliardi di euro. Così la chiariamo in via definitiva, Presidente.
E poi, prima di avviarmi alla conclusione, vorrei ricordare anche un'altra misura fortemente voluta dal ministro Giorgetti che condividiamo, cioè lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 25, di 57,8 milioni di euro per il 26, per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali, per il sostegno delle infrastrutture e l'accessibilità agli impianti in Lombardia, Veneto e Trentino, per stare vicino alla parte operativa. Detto questo, Presidente, avviandomi alla conclusione, vorrei fare due passaggi che io ritengo veramente fondamentali. Il primo è un approccio pragmatico, perché vedo, ho sentito in quest'Aula tante critiche, alcune costruttive, altre un po' meno, sul fatto che si poteva fare di più. Avete ragione, colleghi, si poteva fare di più. Però io ricordo che questo è il governo che ha fatto due manovre di fatto, la prima da 30 miliardi che vi ho appena esposto e la seconda da 40 miliardi di euro l'anno che il governo deve impiegare per ripagare i disastri del super bonus causati dal Movimento 5 Stelle, disastri che sono serviti per andare ad impattare solo per l'1% delle unità immobiliari presenti sul nostro paese. Quindi veramente per rifare le seconde case dei ricchi, una misura fallimentare. E chiudo, Presidente, con un pensiero che rivolgo al nostro Ministro Matteo Salvini, che oggi è in un'aula di tribunale per un processo ingiusto, per aver fatto da Ministro dell'Interno esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni quello che gli italiani avevano chiesto di fare, cioè bloccare l'immigrazione clandestina. Un pensiero al nostro Ministro Matteo Salvini. Matteo, la Lega è con te. E chiudo veramente con un grande grazie al Ministro Giancarlo Giorgetti per il suo approccio serio, pragmatico, responsabile e per aver, in un momento storico come questo, dove purtroppo i conti del nostro paese richiedevano sacrifici, aver comunque fatto una manovra che ci rende orgogliosi. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E lasciamo il formidabile Tony del Monaco, incredibile Tony del Monaco, di cui oggi cade in geneteria, ecco, e andiamo con Segui la Lega. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, molte cose si possono fare. Iscriversi, per esempio, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, non sia necessità che siate iscritti a PayPal, poi il codice fiscale e gli altri richiesti, e quindi vi verrà recapitata la maggiore, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io raccomando personalmente ampi, profondi, calorosi, violenti, rumorosi gesti apotropaici alle femminucce e ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera della Lega Salvini Premier.
Poi abbiamo il calendario delle feste leghiste, è proprio più che mai nel momento giusto. Il momento di autodeterminazione civica, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, è una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa, una scelta che non ti costa nulla. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43. Sono soldi che lo Stato si tiene, noi però possiamo perlomeno indicargli dove spenderli. Questo è un redazionale della Lega e noi con cuor felice e lieto indichiamo proprio il D43. D di Domodossola, 4 quello che volete voi, i Cavalieri dell'Apocalisse. No, i Cavalieri dell'Apocalisse che stavolta però se ne vanno con l'anno vecchio. E il 3, il numero perfetto. D43 nel tuo 2 per 1000. E infine gli appuntamenti con gli eroi della Lega e i suoi politici. Abbiamo domani 28 dicembre Claudio Durigon, il sottosegretario, alla 7. Il programma si chiama In Onda alle 20:35. Pausa tra 4 minuti con parola di scrittore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe. Cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no. Noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono un numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Eccoci qua con l'ultimo parola di scrittore di quest'anno, lo sapete, trasmissione che si avvale della imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini, ve l'ho detto anche prima, ma amo ricordarvelo ancora. Avete il libro nel cassetto? Non dite di no, ce l'hanno tutti, tranne me ce l'hanno tutti. E allora potete inviare il vostro manoscritto in forma cartacea materialmente ad Ardèche Comunicazione, si scrive Ardeche, via Andrea Verga 4, il CAP, il codice d'avviamento postale è il 20144 Milano, oppure potete inviarlo per email se l'avete in formato elettronico, PDF e dintorni. Press 2, scritto press 2 di numero, c'è 2 proprio il numero, press 2 @ardèchecomunicazione.com, ardèchecomunicazione.com, tutto attaccato, Ardèche Comunicazione. Oggi parliamo di un libro che ha già un titolo molto intrigante: Di chi sono queste insonnie? Manni editore, collana occasioni, 19 euro, 320 pagine, lo troverete perché esce il 31, esce in questi giorni praticamente, in libreria e anche online. Credo che online potete già ordinarlo, mi sembra Amazon potete già fare il preordine. L'autore è Adelio Fusè e lo abbiamo in collegamento, lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Adelio, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi. E allora, ci sono tanti spunti in questo romanzo. Ne parlavamo ieri, lo sapete, io sono logoroico, ho tenuto un'ora al telefono a Adelio, però è stata una conversazione interessantissima da parte mia, spero di non aver esagerato con la mia chiacchiere. Però gli dicevo, e lui mi ha risposto, non è semplice neanche per me che l'ho scritto, dare diciamo un genere a questo romanzo. Le etichette non piacciono a nessuno, lo dico sempre, però dobbiamo dare delle indicazioni, no? Un po' come se fosse l'indirizzo di questo romanzo, perché c'è anche un aspetto giallo, ci sono aspetti introspettivi, allora sicuramente non ha un solo timbro, ha diversi registri questo romanzo, ma adesso glielo chiediamo proprio a Delio Rosè. Come definirebbe, in quale, una volta, ancora adesso funziona, una volta funzionava anche per i dischi, adesso comunque nelle librerie c'è genere giallo, romanzo, avventura, scientifico, eccetera. Dove collocherebbe in una biblioteca il suo libro Delio Fusè? Ecco, devo dire in questo senso invidio per esempio i giallisti. Loro scrivono un giallo, quindi è facile incasellare il romanzo. Io potrei dire anche questo, fermiamoci al genere romanzo. Se proprio si volesse poi trovare un sottogenere, potrei citare per esempio Calvino, quando nelle lezioni americane parla di iperromanzo, cioè un romanzo che diventa un dispositivo che moltiplica le storie. Storie di vario registro, come diceva lei. Potrei anche appellarmi allo scrittore protagonista del romanzo, secondo il quale la letteratura, ed è quella che lui predilige, è una mescolanza di forme e di generi. Lui lo dice chiaramente, gli chiedono un romanzo e lui si sottrae perché ha in mente altro, dice proprio, io anche con ironia, io mescolo forme e generi. Potrei anche dire questo, quello che a me più preme è il raccontare storie, e questo emerge anche nel romanzo, e anche la prospettiva adottata dal protagonista. Una storia ne richiama sempre altre. Il fatto per esempio che ci siano due protagonisti chiama in causa anche le loro retrostorie.
per fare un esempio banale, questi due protagonisti hanno tutta una rete di relazioni. Chi sono i personaggi con i quali entrano in relazione, appunto? Quali sono le storie che portano? Le storie quindi chiamano sempre altre storie, da qui allora anche la mescolanza appunto di registri e timbri diversi, come diceva lei, dal giallo alla introspezione, non direi, nel senso che a me preme far emergere quella che è la fisionomia di un personaggio attraverso i comportamenti, attraverso le storie così come si sono svolte, ecco, i fatti. Potrei anche parlare di avventure. In fondo la vita di ognuno di noi è fatta di vicende, quindi di avventure. Intanto la ringrazio perché le elezioni americane di Calvino era 29 anni che non ne sentivo parlare, e per come mi emozionò quella lettura ne parlerei ogni giorno, però non si vive, diciamo, purtroppo bisogna vivere anche di pane companatico e non solo che in realtà siamo dalle parti di una cultura che serve anche al pensiero e quindi serve a vivere, e quindi le elezioni americane per me sono un caposaldo, e non solo per me, tra l'altro, di Calvino, che è più famoso negli Stati Uniti che in Italia, vabbè, ma quello è un altro discorso. Parliamo di, allora, per capire, Adelio, credo che si debba un po' parlare, allora partiamo dai due protagonisti. Aldous, io erroneamente avevo pensato Aldous Huxley, non c'entra niente, ed è uno scrittore che ha avuto successo, che deve concludere l'altro romanzo, ma che scappa. Quindi abbiamo una figura che scappa un po' a modo suo, evade, verrebbe voglia quasi di dire. E poi abbiamo diciamo l'uomo della casa editrice che gli corre dietro, che lo cerca. Aldous, che personaggio è? Che persona è? Ecco, Come lo ha costruito? Come lo ha immaginato? Chi potrebbe essere? Potrebbe essere uno di noi, potrebbe essere un nostro amico, potrebbe essere qualcuno che ancora non conosciamo. potrebbe essere tutte queste cose. Quella che lei ha descritto è, come dire, l'ossatura del romanzo, è la storia principale. Prima parlavo di storie che si incastrano inevitabilmente con altre storie. Una storia ne richiama sempre tante altre. Potrei anche descrivere allora questo romanzo facendo riferimento al corso di un fiume che ha degli affluenti. Ecco, c'è la storia principale e poi ve ne sono molte altre che via via si innestano in quello che è il corso principale. Beh, Aldous è anzi, a dirla all'inglese, noi lo diciamo all'americana, anche Aldous Huxley. Di fatto con la pronuncia inglese, volendo essere fiscali, dovremmo dire Aldous, e fra l'altro quel all, pronunciato proprio come all, tutto, può essere anche un dettaglio significativo rispetto al personaggio Aldous Canti, benché pure a me venga spontaneo dire Aldous. Questo all fa riferimento a un'ambizione che questo scrittore protagonista ha, che è quella di abbracciare quante più cose possibili, da qui allora anche l'irradiatina di storie. Quanto a lui è un personaggio, chi lo conosce bene nel romanzo lo definisce un pianeta dall'orbita impazzita, come a dire che è un mondo a sé. Io stesso quando mi si chiede, ed è successo anche ieri durante la nostra conversazione, chi è,
chi è Aldous Canti, ironizzo dicendo è un pazzoide, lo dico con affetto naturalmente. È un personaggio che ha una propria visione delle cose la particolarità sta in questo. È sicuramente contraddittorio, ama molto i paradossi. Nello stesso tempo però da tutto questo emerge una fisionomia che ha una coerenza propria e anche una dirittura morale ben definita. È un personaggio, per esempio, che ha fama di essere appartato, sicuramente lo è, ma nello stesso tempo ha sempre l'occhio puntato sui fatti del mondo. È un solitario, ma ha molto forte il senso degli affetti. È un nomade e a un certo punto diventa stanziale. Questo per dire che in lui convivono diversi aspetti che possono sembrare anche contrastanti. È fondamentalmente un personaggio sempre in movimento. Da qui si innesca poi anche l'inseguimento, perché si ha un vero e proprio inseguimento da parte dell'agente letterario, perché una delle caratteristiche di Aldous è l'imprevedibilità. No, prego, voleva intervenire? Sì, volevo chiedere questo, l'imprevedibilità è la caratteristica. C'è nel titolo comunque un'anticipazione, no, di chi sono queste insonnie? È un titolo, mi permetto di dire, ma in termini elogiativi, è un titolo insolito ed è quindi legato anche, credo, fin dal titolo si capisce che andremo a conoscere qualcuno di non ortodosso, insomma, se posso usare questo termine. Allora, intanto si può notare la mancanza del punto di domanda, nel senso che questo titolo di chi sono queste insonnie lascia presupporre che ci debba essere un punto di domanda. Il fatto che non ci sia diventa già una sorta di affermazione, ovviamente. E appunto di chi sono queste insonnie? Questo titolo allude comunque anche al rapporto complice, fluido fra il personaggio Aldous e il personaggio dell'agente letterario. Le insonnie sono di entrambi, scivolano dall'uno all'altro. Mentre Aldous è un personaggio appunto in movimento, molto, molto dinamico, l'agente letterario è invece una figura contrapposta, in quanto è un tipo molto, molto pragmatico, anche paziente, e diventa anche un contrappeso rispetto al personaggio di Aldous, che è così dinamico. In qualche modo si influenzano a vicenda. Via via che il loro rapporto si evolve, l'agente letterario viene sempre più coinvolto all'interno del mondo di Aldous e ne comprende anche le ragioni, scatta una condivisione anche profonda. Da qui allora la fluidità di cui dicevo, c'è uno scambio continuo fra i due personaggi. C'è un altro aspetto che sicuramente interesserà i nostri ascoltatori e i suoi futuri lettori. Lo scenario, la Galizia, Finisterre, tra l'altro dicevo ieri che
stiamo mandando in loop una serie di immagini, proprio adesso si stanno scatenando immagini di questa specie di promontorio, di questo Finisterre, che sono molto suggestive. Allora, chi ha la possibilità, chi sta seguendo questa intervista magari al televisore o anche su Facebook, secondo me anche solo le immagini di questo Finisterre invogliano alla lettura. E lei mi diceva, Adelio, che è stata una scelta ponderata ed è una scelta che è strettamente connessa allo stile, alla scelta letteraria, al romanzo, è una parte integrante, non è solo un fondale, se non sbaglio. Sì, ecco, prima di parlare del paesaggio, che sicuramente è un paesaggio personaggio, vorrei fare una precisazione sulle insogne. Lo dicevamo anche ieri, Pierluigi, durante la nostra chiacchierata. Le insogne, l'insonnia è uno stato di disturbo. Qui, ecco, non va intesa in questo senso. L'insonnia è un prolungamento voluto, ecco, un prolungamento voluto della vita, della veglia, dello stato di veglia, quindi della vita vigile. Il personaggio Aldous è un personaggio che vorrebbe avere sempre l'occhio e la coscienza in uno stato perennemente di veglia, ecco, per trasformare poi tutto questo in racconto. La cosa fondamentale che a lui interessa è osservare e raccontare. Si potrebbe anche dire che le poche ore di sonno che si concede vengono comunque intese come un'occasione per avere altro materiale da raccontare. L'osservazione e l'ascolto sono i due aspetti fondamentali della personalità di Aldous, due aspetti che poi lui, essendo uno scrittore, traduce in parole scritte. È uno scrittore che ha una dedizione assoluta nei confronti della parola. Si può anche dire che ha una concezione quasi sacrale della parola, tanto vi è immerso. È anche un mistico, se si vuole, della parola. Anche in virtù di questi aspetti si definisce, non senza ironia, è un personaggio anche ironico e nello stesso tempo autoironico, si definisce uno scrittore estremo. È uno scrittore estremo, per esempio, anche nel fatto di rifiutare il portare a termine il romanzo che gli viene chiesto. Per una ragione sua, una poetica sua che ha preso una certa direzione. Dice ironicamente ancora una volta: io non voglio più essere il killer di nessuna opera, dicendo con questo, quando si chiude un'opera, non è che l'opera prende vita e va verso il lettore. Sarà anche così, dice lui, però intanto chiudendola io l'ho uccisa. E vorrebbe di fatto scrivere un'opera sempre aperta, un'idea di work in progress. Ecco, e questa è la sua idea di letteratura e di scrittura. Adelio, abbiamo giusto un paio di minuti perché tra poco devo chiudere a beneficio delle trasmissioni successive. Abbiamo perso di vista lo scenario, la Galizia. Lo so. Ci stava arrivando, perché appunto con questa autodefinizione di scrittore estremo
sceglie un luogo estremo, un luogo anche simbolicamente estremo come il Finisterre. Lui, nomade, decide di stabilirsi lì, proprio per questa ragione. Uno scrittore estremo ha bisogno di un luogo estremo e quindi diventa un luogo, il Finisterre galiziano, che lui sente veramente sulla pelle. Afferma anche poteva essere il Finisterre bretone, poteva essere qualunque altro punto canonicamente terminale e riconosciuto come tale. Sono capitato qui per scelta, un po' per caso, e faccio di questo luogo un personaggio con il quale dialogare, con il quale posso essere del tutto a mio agio. Dall'idea, un'impressione proprio in chiusura mia, che Finisterre obblighi sia il romanzo, ma il protagonista a un certo punto non può più scappare, no? Diceva Céline dei francesi, che i francesi si sono fermati in Francia perché io da parte materna, origini francesi, adoro la Francia, mi sento più francese che italiano, premesso questo, ma Céline diceva che i francesi, dopo essere scappati e scacciati da tutto quanto, si sono fermati in Francia perché c'era l'Atlantico e quindi non potevano andare in mezzo all'oceano. Ecco, è un modo per dire comunque che mi sembra questa scelta, in questo meta confronto con se stesso, comunque con l'idea di trovare non dico una conclusione, ma un riscontro, mi sembra. È andato in questo senso, credo, di capire questa scelta. Infatti va in questo senso. È vero che ormai il Finisterre è preso d'assalto dai turisti. Fra l'altro lì, come è noto, passa il famosissimo cammino di Santiago. La vicenda è ambientata nei primi anni 2000, anche se poi attraverso varie diramazioni arriva fino ai giorni nostri. Comunque già all'inizio degli anni 2000 era una zona piuttosto trafficata dal turismo, ma al di là di questo rimane comunque la simbologia fortissima del luogo. E comunque rimane anche la convinzione da parte di Aldous che, al di là del fatto che un luogo sia canonicamente estremo come il Finisterre galiziano, quello bretone, un luogo dovrebbe diventare o potrebbe diventare estremo. Adelio, devo chiudere purtroppo, di perché quelle proprio che sono le nostre scelte di vita personali, ecco. Devo chiudere. Allora, di chi sono queste insonnie? Adelio Fusè è l'autore. Ringraziamo Patrizia Gallini, che presiede sempre all'organizzazione di Parola di Scrittore. Adelio, grazie davvero, a risentirci alla prossima occasione. Grazie a voi, buona prosecuzione, alla prossima. Grazie a Lorenzo il Magnifico, assiso saldamente sotto il comando della regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau.